Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Le prime parole del cardinale Albino Luciani affacciato su piazza San Pietro nel pomeriggio del 26 agosto 1978, la sorpresa, l'emozione, il sorriso commosso di fronte alla folla di fedeli abbracciati dal colonnato del Bernini. I due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. La vocazione accesa da padre Remigio, la scelta di entrare in seminario con la benedizione del padre, un operaio socialista. Di Papa Luciani si ricordano il pontificato breve, durato solo 33 giorni, e la morte improvvisa. La memoria, canale d'Agordo nel mondo, è legata alla riconoscenza nei confronti di una figura ammirata, specie per l'amore dimostrato nei confronti degli ultimi, dei giovani e dei lavoratori. Giovanni Paolo I, orgoglio della terra bellunese e veneta, sarà nominato beato al termine di un iter durato 18 anni, concluso il 13 ottobre dello scorso anno. 18 anni di lavoro, attesa e preghiera per il riconoscimento di una guarigione scientificamente inspiegabile attribuita all'intercessione di Papa Luciani. Il passo desiderato da una moltitudine di persone che attesta una fama di santità mai venuta meno con il passare degli anni. L'attesa cresce per la cerimonia di beatificazione che avrà luogo domenica 4 settembre alle 10:30 a Roma. A Canale d'Agordo un maxischermo in piazza riproporrà le immagini per i fedeli che non potranno raggiungere piazza San Pietro. L'11 settembre alle 16, sempre a Canale d'Agordo, le 3 diocesi di Belluno Feltre, Vittorio Veneto e Venezia si uniranno in un comune rendimento di grazie per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I.